Sono iniziate all'alba di mercoledì 18 giugno le operazioni di bonifica dei fondali marini nel Golfo di Cagliari, un intervento tanto necessario quanto urgente, finalizzato alla rimozione delle cosiddette reti fantasma, reti da pesca abbandonate che si accumulano a largo delle coste, in particolare nelle zone del Poetto e di Geremeas. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto Fishing for the Planet, promosso dall'associazione sportiva dilettantistica Blue Life Scuola Apnea Sardegna, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione dei comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena. Le operazioni continueranno anche nella giornata di giovedì 19 giugno, con l'impiego di operatori specializzati e sommozzatori impegnati nella delicata rimozione dei materiali nocivi dai fondali. Le reti da pesca abbandonate rappresentano una minaccia silenziosa ma devastante per l'ambiente marino. Oltre a danneggiare i fondali, intrappolano pesci, tartarughe e altri animali, compromettendo l'equilibrio dell'ecosistema. A questo si aggiunge il rischio per la sicurezza di sub, apneisti e amanti degli sport acquatici, che possono incappare accidentalmente in questi pericolosi ostacoli sommersi. Il progetto Fishing for the Planet nasce proprio con l'obiettivo di coniugare protezione ambientale e sicurezza in mare, intervenendo direttamente nelle aree più colpite dell'area costiera cagliaritana. Il Golfo di Cagliari, celebre per la sua bellezza e biodiversità, è un bene da custodire e valorizzare anche attraverso iniziative di questo tipo. L'efficacia dell'intervento è frutto della sinergia tra enti pubblici, fondazioni e associazioni del territorio. Un esempio virtuoso di come la cittadinanza attiva, supportata da competenze tecniche e risorse economiche, possa contribuire concretamente alla tutela del mare. Interventi come questo sono fondamentali per preservare il nostro mare, sottolineano i promotori del progetto, e rappresentano anche un momento di sensibilizzazione per le nuove generazioni. La bonifica in corso nel Golfo di Cagliari è solo una delle tappe di un percorso più ampio volto alla riduzione dell'inquinamento marino e alla promozione di buone pratiche tra pescatori, appassionati di sport subacquei e cittadini. Si tratta di una missione di lungo periodo, che richiede continuità, informazione e coinvolgimento collettivo. Ogni rete rimossa è un piccolo passo verso un mare più sano. Ogni iniziativa come Fishing for the Planet è una dichiarazione d'amore per la nostra terra e per le future generazioni.